Il Cus Cagliari continua a sognare l'approdo alle Final 8 di Coppa Italia. Nell'anticipo del 14° turno di campionato riceve a Saduchessa la visita della Carispezia, seconda in classifica, proprio a pari merito con le universitarie. Si tratta dunque a tutti gli effetti di uno scontro diretto che giunge ad appena 4 giorni di distanza dalla vittoria sofferta, forse più del preventivato, contro Viterbo. La Spezia che invece nell'ultimo turno ha riposato e dunque arriva a Cagliari in condizioni fisiche senz'altro migliori rispetto a quelle del Cus. La partita è iniziata intanto agli ordini dei signori Giorgio Silvestri ed Eugenio Roberti di Roma. Si tratta del primo impegno per il Cus di un finale d'anno davvero molto molto intenso. Cus che poi sabato sarà di scena sul difficilissimo campo di Faenza, altro scontro diretto nelle zone alte della classifica. Non mancano gli acciacchi, non manca la stanchezza, ma il Cus con il cuore, con il carattere, con la determinazione e soprattutto direi con una difesa molto molto aggressiva ha dimostrato di meritare un posto tra le grandi di questo campionato. È arrivato il primo canestro della partita, lo ha realizzato Olajide per la formazione ligure con il primo tiro libero, dentro anche il secondo, dunque primo vantaggio per la squadra allenata da coach Corsolini. C'è il primo possesso offensivo della gara per il Cus Cagliari, Striulli per Ljubenovic, c'è Eugenia Caldaro, ancora Ljubenovic che attacca partendo da lontano. Sarni può essere uno dei temi più interessanti di questa partita. C'è l'errore ma c'è anche l'extra possesso per le Cussine. Striulli si alza da 3 punti, manda sul secondo ferro. Allora altro possesso, stavolta per Pakowski, dentro a cercare subito l'ex Virtus Silvia Sarni, poi prova a prendere posizione in post basso contro Caldaro. Sarni, giro e tiro eseguito in maniera perfetta da parte di Silvia Sarni. La ricorderete senz'altro, 1 anno e mezzo per lei alla Virtus Cagliari, fu decisiva con coach Montemurro in panchina per la salvezza ai play-out della squadra bianco-blu. Rimase poi anche l'anno successivo con qualche fortuna in meno, dovuta anche insomma alle condizioni di una squadra che deluse un po' le aspettative in quella stagione. Sarni intanto dentro ancora per Olajide, ovviamente la Spezia gioca tanto con le sue lunghe, sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia 2 volte Olajide. Il tema fisso dell'attacco spezzino sembra essere quello di dare il pallone dentro per Olajide e Sarni. Vediamo il Cus invece cosa offre nella sua metà campo. C'è la circolazione rapida per Caldaro, dentro con il taglio, Caldaro fermata con il fallo. Dunque primi 2 tiri liberi per il Cus Cagliari con Eugenia Caldaro. Caldaro in questa stagione sta offrendo 7 punti di media con 4 rimbalzi e mezzo ai liberi, fa registrare un 63% complessivo. Il primo è sbagliato per Caldaro, lavoro extra soprattutto dal punto di vista difensivo per lei questo pomeriggio, vista la fisicità degli avversari. È arrivato il primo punto della gara anche per il Cus. Siamo dunque sul 4-1, mentre Lana Pakowski ha chiamato lo schema maglia per la Spezia. Per terra con il numero 10 c'è Tosi. Dopo il contatto è arrivato un altro canestro. Buon inizio per la Spezia, subito 6-1 più 5 per la squadra guidata in panchina dall'ex Bologna, tra le altre Corsolini. Linea di fondo per Puggioni, stoppata da Tosi. Olajide arriva a completare il recupero, quindi c'è la transizione guidata da Pakowski. Attacca difesa schierata, ora riceve il consegnato, la finta di Pakowski, il contenimento sul pick and roll di Caldaro, il tiro da 3 punti sbagliato. Olajide rischia tanto qui con la spallata, infatti arriva la segnalazione del fallo in attacco rimessa dal fondo, già eseguita dal Cus, che come detto deve inseguire già 5 punti in questo avvio di partita. Ljubenovic per l'uscita di Striulli, quindi post medio di Landi contro Templari, spara fuori con buon ritmo per Ljubenovic. La tripla a segno che nasce anche dalla qualità qui del passaggio dal post di Arianna Landi. Buon possesso offensivo questo senza ombra di dubbio per il Cus. DNA in campo per la Spezia, quindi Templari, palleggio, arresto e tiro, la specialità della casa. Qui va corta, c'era stato forse anche un contatto che Templari ha provato a far notare. Rimessa Cus che si è portato a soli 2 punti di distanza dalla
squadra ospite. La Spezia 16 punti in classifica, bilancio fin qui lusinghiero, 8 vittorie e 2 sconfitte. Dunque anche una partita in meno disputata rispetto al Kus, che qui va a perdere il pallone. Transizione con Pakowski dietro la schiena, elegante per Templari, ancora corto. E Ljubenovic molto brava qui con il tagliafuori difensivo a rimbalzo. Ha messo in moto Arianna Landi, prova a guadagnare il centro dell'area, si chiude però la Spezia. Ancora Ljubenovic, stavolta senza ritmo, manda corta la sua tripla. Dall'altra parte stavolta c'è Templari ad avviare l'azione offensiva di La Spezia. Tosi dentro per il taglio proprio di Templari, liberata dal blocco, manca un pizzico di precisione per l'appoggio vincente al vetro. Templari che poi ha guardato in direzione degli arbitri, non è stata accontentata con il fallo. Le sportellate di Ljubenovic con Diene che si lamenta, consegnato per Striulli, poi sale Caldaro per la finta di blocco, Striulli va dentro in angolo, poi Caldaro, Ljubenovic da 3, c'era anche forse il contatto, infatti protesta coach Sciascia. Vantaggio Kus, 2 triple in fila, Ljubenovic 28 punti, 10 rimbalzi nell'ultima partita contro Viterbo, assolutamente decisiva, sta crescendo dal punto di vista della condizione, della fiducia e anche della confidenza con le compagne di squadra. Attenzione alla sua prestazione. Diene lavora in avvicinamento a canestro, intanto in maniera forse stilisticamente non perfetta, non arriva neanche il canestro. Striulli le strappa il pallone Sarni, vediamo un po', c'è il fischio, forse una spinta di Pakowski più che di Sarni, che invece si va ad accusare del fallo. Probabilmente a breve Novati in campo per il Kus. Qui va a offrire una bottiglietta d'acqua ad Ana Ljubenovic, mattatrice assoluta in questo inizio di partita per il Kus Cagliari. Striulli, Ljubenovic e poi Caldaro. C'è Arianna Puggioni in angolo, Striulli ci prova anche lei da 3, anche questo va dentro per il +4 Kus, 10-6. Grandinata di triple dopo quel parziale iniziale di 6-1. Qui si adegua la difesa del Kus. Sarni però ancora con un gran movimento, piede perno e dolcezza di rilascio per il -2, 10-8. Silvia Sarni da tenere d'occhio per la difesa del Kus, senza ombra di dubbio. Qui c'è la ricezione di Ljubenovic nel cuore dell'area, sbaglia però la misura dell'appoggio. La Spezia torna dall'altra parte con il possesso del possibile pareggio a quota 10. Templari per Pakowski, spara anche lei da 3, secondo ferro. Diene fa la voce grossa a rimbalzo, si perde un giro qui. Caldaro la affronta dal post basso, Diene apre in angolo, bene, mette in ritmo Templari. Dentro il tiro da 3 punti per l'11-10 contro sorpasso. La Spezia, intelligenza anche nella gestione dei possessi offensivi. Abbiamo visto da una parte e dall'altra le giocatrici che ricevono in post con ottima capacità di mettere in ritmo la tiratrice sul lato debole. È successo proprio questo nell'ultimo caso con Templari, che è ottima tiratrice soprattutto con la soluzione dai 5 metri, ma anche con il tiro da 3 punti ce ne siamo accorti anche nel suo caso, nell'esperienza. La Virtus Cagliari non fortunata dal punto di vista dei risultati di squadra, ma come cifre individuali Templari fu tra le migliori in quella annata. Qui il canestro di Diene non dovrebbe essere valido, dovrebbero essere stati chiamati 2 tiri liberi per la giocatrice in canotta numero 4 di La Spezia in questa stagione. 8 punti di media per lei, 6,4 rimbalzi di media, un contributo solido insomma. Intanto eccola Paola Novati per il Kus. Probabilmente c'è anche un'altra sostituzione con Landi, che viene infatti rilevata da Rachele Niola. Doppia sostituzione per coach Sciascia, che evidentemente vede già qualche segnale di stanchezza da parte del suo primo quintetto. Diene in lunetta, il canestro era buono in precedenza, allora questo era il tiro libero supplementare, gioco da 3 punti completato e vantaggio ora di 4 punti per la Spezia sul 14-10. Novati, l'uscita di Puggioni ancora poco innescata con il suo
tiro da 3 punti in questo primo quarto. C'è Striulli intanto in punta, lo show molto aggressivo di DNA, arriva anche in ritardo, peraltro inevitabile una chiamata di fallo da parte del signor Eugenio Roberti di Roma. Rimessa in attacco per il Cus Cagliari, Niola per Erika Striulli, ancora abbastanza silenti in questo inizio di partita. Era già successo nella sfida contro Viterbo. La circolazione sul perimetro, in angolo c'è Novati, quindi Puggioni fa circolare Ljubenovic, il blocco ancora Sarri in ritardo con lo show, passa in anticipo Striulli che però poi sbaglia il tiro allo scadere dei 24, ma c'è l'extra possesso garantito dall'ottimo rimbalzo d'attacco di Ana Ljubenovic. Vediamo come lo sfrutta il Cus, che sta un po' arrancando in zona offensiva. È evidente la stanchezza qui. Puggioni prova la soluzione dall'angolo, va lunga Templari con il nuovo possesso per la Spezia, che a questo punto può portarsi sul massimo vantaggio. Templari apre per Tosi, allo spazio da sotto, anche lei segna con il fallo e dunque siamo sul più 6, 16, 10. E questo è il massimo vantaggio fin qui per la Carispezia. Vediamo se arriva anche un time out da parte di coach Sciascia. Le giocatrici del Cus provano a tener botta, ma è evidente il momento un po' di down dal punto di vista della condizione atletica, o meglio della stanchezza per quanto riguarda il Cus. Secondo impegno ravvicinato per la squadra universitaria. Siamo sul 16-10, possesso offensivo. Striulli qui subisce il fallo da parte della nuova entrata in canotta numero 6 di La Spezia. Si tratta di Margherita Corradino, giocatrice che da diverse stagioni ormai difende i colori bianconeri. Striulli in lunetta, tra le migliori marcatrici dell'intero campionato, la terza in assoluto per esattezza con 17,5 di media. Striulli in lunetta con il primo tiro libero sbagliato. Striulli che li tira con il 69% in questa stagione. Vediamo se riesce a mandare a segno il secondo. Il Cus ha bisogno di ritrovare fiducia prima della conclusione del primo quarto. Striulli, il secondo invece va dentro. 16-11 sul tabellone di Saduchessa. Altra interruzione per un nuovo cambio. Esce Puggioni, che ancora non è entrata al meglio in partita. C'è spazio per Sara Saias, un giovane che ha già dimostrato di poter essere importante nell'economia di squadra del Cus. Intanto ci sono applausi, direi assolutamente meritati, per lo sforzo difensivo di Ljubenovic, che va addirittura a pressare Sarni sulla rimessa difensiva di La Spezia. Corradino sul punto di esecuzione della rimessa, stavolta non ha difficoltà nel trovare una linea di passaggio per Templari. Poi il fallo evidente di Niola proprio su Corradino. Viene a eseguire la rimessa, fuori Sarni che va a riposare un po', torna Olacide in campo. Ovviamente non ha una rotazione ampia in senso assoluto coach Corsolini, ma può far ruotare le sue lunghe in modo tale che possano mettere sempre in apprensione la difesa del Cus. C'è ancora da attendere prima della ripresa del gioco, deve già uscire Niola e ritorna Landi per il Cus. Questo è il cambio stabilito dal tecnico universitario quando siamo ormai nelle battute finali del primo quarto. Riceve Corradino sulla rimessa, Corradino per Templari, aperto da 3, errore, e Striulli che si avventa sul rimbalzo lungo. In attacco il Cus Cagliari. Striulli per accorciare Ljubenovic, consegnato per Landi. Il blocco di Novati, riceve dopo il pick and pop. Novati sfida Olagite, appoggia al vetro ma sbaglia. DNA corre il campo. La Spezia, Tosi per Templari, post basso per DNA, mismatch contro Landi. Buona la difesa però in questo caso. DNA che chiede un fallo non ravvisato dalla coppia arbitrale. Ancora chiamata maglia per Striulli. Ljubenovic, l'uscita dall'altra parte di Saias. C'è Novati, mette il pallone per terra in angolo da Landi, poi vorrebbe ricevere in post basso Novati, dentro Landi, andando verso sinistra, il tiro con la mano destra che va dentro, accorcia il Cus.
Templari mette il pallone per terra, si prende il blocco di Olajide, la difesa di Landi, Saïas che si porta sulle tracce invece di Corradino, prova a tenere nell'1 contro 1, Saïas lo fa bene, cerca il pallone rischiando qualcosa, concede però soltanto la rimessa dal fondo alla Spezia. Partita dal punteggio basso senza ombra di dubbio, percentuali offensive non pazzesche, la Spezia che cerca costantemente di abbassare il ritmo, Kus che invece fa fatica ad alzarlo un po' per le caratteristiche di La Spezia, un po' anche per la stanchezza, i vari acciacchi con cui deve fare i conti la compagine cagliaritana. Pakowski, Olajide dalla media, è scaduto il cronometro dei 24, Olajide ha sbagliato, in ogni caso ci sarà la ripresa del gioco con la rimessa da zona difensiva per il Kus Cagliari. Si resta dunque sul 16-12, Saïas dal palleggio, Ljubenovic, Striulli mette il pallone per terra dietro la schiena contro Corradino, accetta il cambio Olajide, c'è un mismatch da attaccare, Novati contro Corradino è anche abbastanza vantaggioso, Novati però non riesce a sfruttare il vantaggio, qui si apre fuori, eseguita da Pakowski, Landi deve ovviamente forzare, allo scadere dei 24 sbaglia il Kus, non è riuscito come detto a far valere il mismatch. In attacco in precedenza Olajide, Diene, l'uscita dal blocco di Pakowski seguita da Striulli, mette il pallone per terra, Lana Pakowski, sporcato il pallone, Diene con precario equilibrio, pallone vagante però sul quale più reattiva la Spezia, il tiro sbagliato. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia il secondo quarto, vantaggio di 4 lunghezze per la Spezia qui a Sadukesa, 16-12, si riparte con il possesso delle universitarie. Ljubenovic cerca il pallone, Diene, Striulli si sposta per smarcarsi, poi riesce a guadagnare un piccolo vantaggio su Pakowski, c'è in punta quindi Saïas, affonda in penetrazione, sbaglia, vediamo chi è stata l'ultima a toccare a rimbalzo, è stata Olajide. E dunque rimessa per il Kus, che ha avuto anche il vantaggio a un certo punto sul 9-6, grazie a 3 triple consecutive, ma poi è terminato nuovamente sotto con un controparziale della Spezia. Il primo canestro del secondo quarto lo firma Erika Striulli con la solita mano delicata, vale il -2 sul 16-14. Pakowski, Diene si sposta e favorisce la penetrazione sul lato destro dell'area di Pakowski, l'errore è l'extra possesso, Pakowski ci riprova con il piazzato dall'angolo, Ljubenovic qui addirittura corre il campo in contropiede alla linea di passaggio per Saïas, è un po' prevedibile, poi c'è forse l'infrazione di campo, no, gli arbitri lasciano giocare, Tosi con il layup del nuovo +4, la Spezia sul 18-14. Qui cinica la squadra di coach Corsolini a sfruttare questa situazione di contropiede, ancora un pallone perso da Ljubenovic, attenzione, qui non riesce il Kus a spendere il fallo su Corradino, Pakowski ne approfitta per il nuovo allungo, +6 la Spezia, 20-14. Striulli, Novati che fa circolare per Landi, ancora Landi in punta da Saïas, Novati è pronta per il blocco, Saïas non trova lo spazio per andare in penetrazione, ci prova dunque Novati, appoggia al vetro, fa tutto benissimo qui Paola Novati, giocatrice molto molto eclettica, ha buon tiro da fuori, sa giocare spalle a canestro, sa anche partire fronte a canestro in maniera efficace come è stato nell'ultima circostanza. Consegnato per Tosi, quindi Corradino in mezzo angolo, affrontata da Saïas, il nuovo movimento spalle a canestro di Olajide
trova il layup del 22-16. Ricezioni frequenti in post basso per le lunghe di La Spezia, un tema che aveva preannunciato peraltro anche coach Shash al nostro microfono in sede di presentazione della partita. Qui Ljubenovic cercava di servire il taglio di Saïas, l'idea non era male, la realizzazione non è perfetta, infatti il pallone è perso, c'è stato anche il time out, il gioco che riprende con Lana Pakovski dal palleggio. Ha chiamato il gioco d'attacco da eseguire per la Cari Spezia. Olajide lascia il consegnato nelle mani di Tosi, quindi DNA si lavora per un'altra ricezione vicino a canestro per Ljubenovic. Una delle missioni del CUS è quella di negare proprio queste ricezioni, cercando magari anche la marcatura d'anticipo. Ci ha provato in questo caso Ljubenovic, che però è stata tagliata fuori bene con il fisico da Olajide ed è stata addirittura costretta a spendere il fallo personale. Deve amministrarsi Ljubenovic perché sarà fondamentale fino all'ultimo possesso di questa partita. DNA sui piedi di Novati, dunque nuova rimessa dal fondo per la Spezia. Ricordiamo la situazione di punteggio, 22-16 sul tabellone. Siamo nel corso del secondo quarto, 14ª giornata del campionato di Serie 2, che originariamente si sarebbe dovuta disputare il 28 dicembre, ma che in buona parte è stata anticipata a oggi, 18 dicembre, anche se 3 partite si giocheranno comunque il 28. Qui il passo di incrocio di DNA con l'errore fa valere il fisico a rimbalzo difensivo Ljubenovic, che ha già messo in movimento Puggioni. Novati alto-basso per Ljubenovic, ha poca lucidità al momento del tiro qui Ljubenovic, poi non riesce nemmeno nella correzione in reverse, si mangia le mani il Kus, che aveva lavorato bene in questo caso. Pakovski, palleggio, arresto e tiro dalla media distanza con errore. Saïas sul rimbalzo porta il pallone nella metacampo offensiva, attende l'arrivo di Novati. Blocco di Ljubenovic, la ricezione di Landi che finisce in bocca letteralmente al raddoppio sul pick and roll, altro contropiede, l'ennesimo per la Spezia, capitalizzato in questo caso da Lana Pakovski per il 24-16 più 8 per la Cari Spezia, che si riprende dunque l'inerzia della partita. Ljubenovic a lungo con il pallone in mano, Landi cerca lo spazio per riaprire in direzione di Novati, la tripla senza ritmo, ma per poco non la metteva qui la lunga ex Palermo. Pakovski, Tosi quindi ancora sul perimetro per DNA, consegnato per Corradino. Olajide stavolta si è aperta oltre l'arco, DNA una spinta che Ljubenovic cerca di far notare. È arrivato un fischio dell'arbitro, forse fallo proprio di Ljubenovic, che viene richiamato in panchina, si sta dannando l'anima per negare queste famose ricezioni in post basso. E il metro arbitrale su questo genere di contatti può diventare determinante. Ora viene preservata Ljubenovic, c'è Caldaro in campo. Pakovski gioca a 2 con Templari, tiro da 3 sbagliato, ma stavolta ben preso da parte di La Spezia. Landi, Saïas fa circolare per Novati, la finta di consegnato, poi cerca di superare Sarni, Novati non ci riesce, difende bene Sarni, Caldaro costretto a riaprire per Puggioni, deve affrettarsi nel trovare un tiro, il Kus, è arrivato un altro fischio lontano dalla palla, c'è un fallo in attacco, ma un po' a singhiozzo ancora l'attacco del Kus, 4 punti realizzati soltanto in questo secondo quarto. Prova a farsi sentire anche il pubblico, siamo sul 24-16, ricordiamo. Pakovski stavolta cambia gioco offensivo, chiamata maglia, Corradino. Sarni dentro a sfruttare il fisico, buca la difesa del Kus e firma il più 10 sul 26-16, il nuovo massimo vantaggio. Caldaro, Novati deve trovare un po' più di ritmo, ora il Kus in zona offensiva, ci prova Saïas in penetrazione, ci riesce, velocità
importante per la playmaker del Cus Cagliari, la conosciamo, è ancora più determinante potrà essere in questa fase in cui Sciascia sta facendo riposare Striuli, persa sul taglio qui Corradino con la sua marcatrice che si stampa sul blocco, la via verso il canestro è totalmente aperta e arrivano altri 2 punti. Mantiene un vantaggio in doppia cifra dunque la Spezia. Saias con l'hesitation a evitare DNA, poi il passaggio di riapertura verso Novati è sporcato, raccoglie qui il pallone vagante, il Cus e ha un gran vantaggio per appoggiare il layup sostanzialmente solitario, quello che vale il -8 sul 28-20. La partenza di DNA lontano da canestro contro Novati, il pallone qui perso dalla Spezia, vediamo se c'è spazio in contropiede per Novati che accelera il ritmo, Novati tiene il contatto, subisce il fallo. Quando ne ha l'opportunità il Cus ovviamente alza il ritmo in attacco, ma queste opportunità sono abbastanza rare. Sono state poche fin qui anche le palle perse da parte di La Spezia. Intanto è sbagliato il primo tiro libero da parte di Paola Novati, si resta sul 28-20, si dispera Novati, sono punti preziosi ovviamente anche quelli che arrivano a cronometro fermo. Sbagliato pure il secondo, Landi prova ad arrivare sul rimbalzo, buon tagliafuori da parte di Olajide. Pakovski con ancora la chiamata dello schema offensivo, Olajide dentro subito per Pakovski con il taglio immediato, buono il recupero di Landi. Il tiro da 3 punti di Corradino con errore, tornata Striulli per il Cus, va subito a prendersi il rimbalzo difensivo. Erika Striulli per Landi, ha tanto spazio da 3, un tiro molto corto, mancano un po' le gambe alle giocatrici del Cus, si è visto anche nell'ultima circostanza con il tiro appunto un po' scarico da parte della giocatrice ex Moncalieri. L'anticipo sul post basso qui eseguito da manuale da parte di Novati su Olajide, altra chance dall'altra parte per il Cus, Puggioni per Novati, il movimento di Caldaro da 3, Puggioni ci riprova, non sta trovando ritmo in questa partita, lei che è e rimane assolutamente una specialista nel tiro dai 6,75. Pakovski per Olajide, lascia il consegnato nelle mani di Templari, in punta Sarni, la finta di passaggio dentro, poi ancora sul perimetro la Spezia, il tiro di Pakovski, secondo ferro anche qui, e rimbalzo per Arianna Landi, percentuali certo non stellari né da una parte né dall'altra. Puggioni raccoglie il palleggio, poi trova Novati, è forte la pressione difensiva di La Spezia, c'è anche qui per un attimo il raddoppio su Landi in situazione di pick and roll, c'è ora Puggioni che cerca lo spazio in penetrazione, Caldaro allo scadere dei 24 costretto a prendere un tiro in emergenza che si spegne sul primo ferro. Il secondo arbitro richiama l'attenzione delle giocatrici in campo perché c'è da eseguire la rimessa, fuori Novati, torna Ljubenovic, come detto fatta rifiatare e anche preservata da possibili problemi di falli troppo presto in questa partita. Pakovski per Templari, Olajide che prova a prendere posizione contro Caldaro, ancora Pakovski a sfruttare qui il pick and pop con Sarni, giocatrice che ama tanto questa giocata. Sarni però chiamata in questa partita a prendere soprattutto tiri in avvicinamento a canestro, qui altra difesa forte da parte del Cus che ha costretto la Spezia a un tiro totalmente precario, fuori equilibrio. Partita non certo spettacolare, molto fisica, abbastanza tattica fino a questo punto, punteggio che resta molto molto basso, ripetiamo 28-20 quando siamo ormai nelle battute finali del secondo quarto. Arianna Landi ora gestisce la regia per il Cus, arriva Striulli, Ljubenovic ancora per il suo capitano, linea di fondo chiusa da Pakovski, il tiro da 2 per Caldaro, corto ancora. Tosi per Pakovski, prova ad accelerare ora il ritmo, la playmaker con grande esperienza in Italia per la Spezia. Tosi lamentava un tocco sull'avambraccio al momento del tiro veramente molto molto corto, e rimessa segnata alla formazione universitaria. Ancora una volta Cus che tornerà in campo sabato per un'altra sfida
fondamentale sempre per il cammino verso le Final di Coppa Italia contro Faenza. Trasferta difficile, la Spezia che invece avrà un turno sulla carta almeno più agevole contro la neopromossa Livorno, che sta lottando per salvarsi. Altra persa da parte di Ljubenovic, che poi si tuffa ma non riesce a tornare sul pallone. Sarni qui male, davvero male per Pakowski. Getta alle ortiche un possibile contropiede, o meglio un contropiede ormai già del tutto sfogato, con Pakowski che era sotto canestro. Buon per il Cus Cagliari, che può tornare dall'altra parte ancora una volta per accorciare. Striuli cerca di guadagnare quanto più campo possibile prima della partenza del cronometro. Puggioni dentro per Striuli, deve impegnarsi per evitare l'anticipo di Pakowski, prova a prendersi quantomeno un fallo, non ci riesce qui Striuli. Allora Pakowski dall'altra parte. L'intervento sul pallone da parte di Striuli, un fulmine lui su Pakowski. Ovviamente il suo accoppiamento con la playmaker di La Spezia resta molto molto interessante per i destini di questa partita. Sarni sulla rimessa offensiva per La Spezia, arriva a prendersi il pallone Diene, lascia poi Sarni nelle mani di Pakowski, vuole ragionare Lana Pakowski, Templari. Il tiro dalla media molto morbido per Elisa Templari, vale il nuovo più 10 per La Spezia. Una manciata di secondi ormai soltanto al termine del primo tempo qui a Saduchessa, 30-20 il vantaggio per la squadra di coach Corsolini. Lo show difensivo di Sarni, il pallone che arriva in angolo per Novati allo scadere del tempo, prova a inventarsi un tiro. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Quando hai un mucchio di idee, a chi ti rivolgi per realizzarle? Inizia il secondo tempo a Saduchessa, si riparte dal più 10, La Spezia 30-20, il primo possesso è per la squadra ligure che ha un po' in mano l'inerzia, ma il Cus non si vuole assolutamente dare per vinto nonostante la stanchezza, nonostante gli acciacchi, insomma sono temi che abbiamo già abbondantemente analizzato. Qui c'è il taglio sulla linea di fondo di Tosi, il pallone di Sarni è impreciso e c'è anche la prima palla persa del secondo tempo. Dunque per la Carispezia, il Cus che è ripartito con Striulli, Landi, andiamo un po' a vedere, c'è Niola in campo, c'è Novati e c'è anche Ana Ljubenovic. Questo è il quintetto con la Spezia che risponde invece con Pakowski, Sarni, Olajide, Tosi e poi c'è anche Templari. Le 10 protagoniste dunque in campo sono queste, qui c'è la deviazione di Erika Striulli. La rimessa da zona difensiva per la Spezia, si sbraccia, lo vedete coach Corsolini che qui manda via Pakowski, non vuole che sia lei a eseguire la rimessa, vuole invece che sia Sarni. Aumenta il livello della pressione qui il Cus, vediamo di chi è stata l'ultima deviazione. Striulli sostiene che sia stata di Tosi, gli arbitri invece non l'hanno ascoltata e hanno
offerto la rimessa in gioco dal fondo, in questo caso a Silvia Sarni. Sarni fuori da Lana Pakovski, sale Olajide per portare il blocco dietro la schiena, Pakovski rolla dentro Olajide da 3 punti, Sarni, conclusione che è assolutamente nelle sue caratteristiche, ce lo ricordiamo dai tempi della Virtus. Niola fuori per Ljubenovic, arriva Striulli, mette il pallone per terra Striulli, il pick and pop con Novati che non guarda neanche il canestro, in questo caso preferisce andare da Landi, batte il close out di Olajide, dentro per il taglio di Novati, prova a lasciare andare la lacrima, Novati sbaglia, Olajide troneggia a rimbalzo e si porta anche il pallone nella metà campo offensiva. Pakovski mette ordine qui, rallenta un po' il ritmo, si parte con il gioco a 2 con Olajide. In angolo c'è Templari, torna fuori, sfrutta lo spazio aperto da Sarni per il tiro da 3, ma è corto, e anche le giocatrici di La Spezia denunciano di tanto in tanto un po' di stanchezza dovuta soprattutto alla rotazione abbastanza corta. Sono soltanto 7 le giocatrici schierate finora in campo da coach Corsolini. Qui si perde un giro la difesa di La Spezia, un gioco da ragazzi per Novati mandare a segno questo layup del -8 sul 30-22. Templari per Tosi, quindi fa circolare ancora per Pakovski, si torna in punta dalla numero 10, Olajide si fa vedere in gomito da 3, Pakovski l'ennesimo tiro che sbecca il primo ferro in questa partita. Allora Striulli che qui si palleggia su un piede, ma riesce a recuperare comunque il possesso del pallone. Novati che lascia invece il consegnato nelle mani di Niola, quindi la penetrazione di Striulli le porta via, le strappa per meglio dire il pallone dalle mani Tosi, e allora è già dall'altra parte la numero 10, qui si può prendere il piazzato, smarcata perché Striulli era finita per terra, in precedenza si era persa un giro, e allora col sovrannumero la Spezia torna sul più 10, doppia cifra di vantaggio da 2 punti. Qui Ljubenovic sbaglia, bel rimbalzo offensivo di Landi, vediamo un po', forse c'è anche il fallo di Templari, è così, il fallo è di Elisa Templari, capitano di La Spezia. Arianna Landi in lunetta, doppio cambio per la Cari Spezia, fuori Olajide, dentro Diene, fuori Tosi, dentro Corradino. La rimessa dal fondo eseguita dal Kus, Ljubenovic lascia il pallone nelle mani di Striulli. Niola per Novati, chiedo scusa, prima per Landi, poi Novati che è costretto a prendere questo tiro molto difficile, senza nessun ritmo, uno step back da 7,5 metri. Templari attende l'arrivo in punta di Corradino, attaccata forte da Niola, non riesce però a recuperare il pallone. Pakovski si prende il blocco di Sarni che si apre per il possibile tiro da fuori, esplorata invece questa situazione di post basso per Diene. Scade il cronometro dei 24, gran difesa del Kus, difesa che abbiamo visto a fasi alterne nel corso del primo tempo, ma che ora fa nuovamente capolino, ed è questa difesa che ha consentito alla formazione universitaria di conquistare le ultime 5 vittorie in campionato, 5 vittorie consecutive, l'ultima come detto un po' sofferta contro Viterbo, con un primo tempo non all'altezza delle ultime prestazioni, ma anche con le individualità insomma è riuscita a risolverla il Kus. Il tiro ancora di Striulli, l'errore, poi la Spezia che porta giù il pallone con Templari alla via totalmente libera verso il canestro, appoggia al vetro con la mano sinistra, tutto facile per Elisa Templari, il canestro del 34-22, più 12 la Spezia. Fatica a riportarsi a contatto ora il Kus. Novati per Landi. Novati prova, Landi prova a superare Olajide nell'1 contro 1 partendo da lontano. Diene più lenta, senz'altro di lei con i piedi, fatica nello scivolamento difensivo. Allora arriva il canestro realizzato da Arianna Landi, il piazzato frontale sbagliato da Sarni, il rimbalzo di Ljubenovic e poi Niola che controlla, serve Erika Striulli. Ljubenovic affrontata da Diene,
Novati consegnato per Landi, che stavolta è il mismatch invece con Sarni. Vediamo se riesce ad attaccarlo bene come in precedenza. No, qui cerca un passaggio in angolo difficile, recupero per la Spezia che ha un contropiede a dire il vero abbastanza difficoltoso, con mestiere però si guadagna il fallo di Niola. La giocatrice di La Spezia, si trattava ovviamente di Elisa Templari. La finta con Niola che andava per la stoppata e che rovina poi addosso alla guardia di La Spezia. Arrivano ora le indicazioni su come eseguire la rimessa offensiva, mentre è uscita Landi. Pakowski riceve oltre l'arco la giocatrice di La Spezia, il tiro da 2 punti corto. Sarni non arriva sul rimbalzo, c'è invece Novati. Striulli, si fa vedere Sayas. Pakowski qui al limite del flopping a mio giudizio. Poi Novati, chiedo scusa, Niola sbaglia il tiro in penetrazione con la mano sinistra. Templari si prende il blocco di DNA, prova il tiro andando verso destra, sbaglia DNA, poi si allaccia al rimbalzo con Sayas. Il fallo è della giocatrice del CUS, almeno così è sembrato. Vediamo un po' qual è la scelta arbitrale. E sì, DNA in lunetta con 2 tiri liberi. Come già detto nel corso di questa telecronaca, sono 8 punti di media per lei, con 6 rimbalzi e mezzo a partita, anche quasi 2 assist. Dunque cifre solide senz'altro per DNA. 29 minuti di impiego medio, non benissimo però ai tiri liberi, 56% fin qui in stagione per lei. Il primo è sbagliato per DNA. Ancora un libero per Nene DNA. Questo va dentro pur con qualche patema. 35-24. Chiamata maglia per Striulli. Novati, il consegnato ancora per Striulli, fuori da Novati, in angolo il tiro da 3 di Sara Sayas. Ljubenovic tocca a rimbalzo, riesce in qualche modo a favorire il recupero di Niola, quindi Sayas, ancora Novati, si va da Striulli in mezzo alle gambe. Niola attacca il centro dell'area, va a sinistra, sfortunata qui Niola, ma c'è ancora Ljubenovic che non si arrende mai. Striulli, lo show difensivo di Sarni, raccoglie il palleggio, si va da Niola, il tiro qui difficile di Niola, sbagliato, DNA tocca al rimbalzo, riesce a favorire il recupero di Corradino, tocca Niola, recupera ancora Sayas, tanta aggressività ancora per il CUS nonostante la stanchezza. Novati per Sayas, parte verso destra, attaccata da Pakowski, è pronto il blocco di Novati per l'ennesima giocata di pick and pop. Sayas preferisce andare fino in fondo, ma anche lei difetta di precisione al momento del tiro. Si resta sul 35-24. Altro possesso offensivo per la Spezia. Corradino, Sarni, il backdoor qui ben eseguito da parte di Templari, c'è la chiusura però poi aiuto efficace da parte di Novati. Errore per la Spezia con il piazzato dall'angolo. Novati in contropiede, Striulli attende le compagne. Sayas a metri e metri di spazio da 3, ma non riesce a mettere il tiro, lo manda sul secondo ferro. C'è comunque il secondo possesso per il CUS. Striulli stavolta prova a sfruttarlo andando in 1 contro 1, nemmeno lei riesce a realizzare, ed è peraltro anche l'ultima giocatrice a toccare al rimbalzo nonostante le proteste. Non è d'accordo Striulli, lo fa notare agli arbitri. Punteggio che non è cambiato, sempre 35-24 in favore di chi attacca, ed è la Cari Spezia, seconda in classifica a pari punti con il CUS, ma con una partita in meno. Qui buona circolazione, il canestro da sotto da parte di Tosi,
per il più 13, 37-24. E ora si stacca in maniera più importante il Cus, che ha bisogno di prendere un po' di ritmo in attacco, ma la difesa di La Spezia non rende le cose agevoli. Lo avete visto anche in quest'ultimo caso con il tiro sbagliato da parte di Caldaro. Tosi, Sarni, chiude il palleggio Sarni e serve Elisa Templari, spalle a canestro Sarni, apre in angolo per Tosi che palleggia un po' troppo, dove ci sono tante maglie difensive del Cus. È arrivato un altro recupero, Striulli in angolo da Sayas. Ancora Sara Sayas, una linea di passaggio qui assolutamente telefonata verso Sarni che corre in contropiede, tiene in campo Tosi, c'è anche Corradino preso in consegna da Ljubenovic. Il raddoppio su Sarni che apre intelligentemente in angolo da Templari, sbaglia il tiro ma la lettura era buona, nasce anche una buona opportunità a rimbalzo, anche se poi il pallone si perde oltre la linea laterale, dunque ci sarà la rimessa dal lato in zona offensiva per il Cus Cagliari. Fuori Templari, un po' di riposo per lei, torna Lana Pakovski. Ora la rimessa di Sara Sayas verso Ljubenovic, quindi Niola, Caldaro fuori per Striulli, guarda il canestro da 2 dentro, questo tiro da parte di Erika Striulli che prova a ridare un po' di morale, un po' di energia, un po' di verve al Cus prima dell'ultimo mini intervallo. Ora meno 11 per la squadra universitaria che, come avete visto negli ultimi possessi difensivi, è passata alla zona per mettere un po' in difficoltà la Spezia. Il tiro dall'angolo qui non è di buonissima qualità ed è sbagliato per le Liguri. Si prepara anche un cambio, sta per tornare Landi. Striulli guarda il canestro, poi preferisce andare per la penetrazione di Niola, si infrange contro il muro difensivo di La Spezia. Aveva buona posizione, qui viene, pare corretta questa decisione arbitrale con il fallo di sfondamento da parte di Rachele Niola. Vedete, coach Corsolini a telecomandare gli attacchi di La Spezia, anche in questo caso. Pakovski lavora con il cronometro, ovviamente siamo ormai allo scadere del terzo periodo di gioco. Va dentro Pakovski, il tiro di Corradino sbagliato, il rimbalzo difensivo è per Ljubenovic, la preghiera di Ljubenovic corta, finisce il terzo quarto e La Spezia è ancora avanti di 11, 37-26. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ancora 10 minuti per le speranze del Cus Cagliari di rimontare questa partita molto ostica, sfida valida per la 14ª giornata di campionato, sostanzialmente un anticipo
del turno che si completerà poi il prossimo 28 dicembre. Come detto, 11 punti da inseguire, 37-26 il punteggio bassissimo davvero di questa partita, che non ci ha offerto spettacolarità, non ci ha offerto ritmo offensivo, sono mancati i canestri insomma da una parte e dall'altra, ma innegabile l'intensità insomma che stanno mettendo in campo sia il Cus che la Spezia. Qui c'è la sporcatura sulla linea di passaggio, ancora in zona d'attacco la squadra di coach Corsolini. Cus che è quasi allo stremo delle forze in questa fase del campionato, attende con grande ansia la sosta per rifiatare un po', ma che nel frattempo deve fare i conti, come vi abbiamo già ricordato, con 2 partite chiave per alimentare il sogno delle Final 8 di Coppa Italia. Sarebbe un risultato quasi storico per il basket femminile sardo. Qui si mangia 2 occasioni in attacco la Spezia, allora il Cus è dall'altra parte per cercare di punire. Striulli chiama in causa Novati, Ljubenovic accoppiata con Tosi lontano da canestro. Novati lascia il consegnato nelle mani di Striulli, spende il fallo qui in maniera abbastanza indiscutibile. Sarni che dà una smanacciata cercando il pallone, ma trova più che altro le braccia di Striulli. Fuori Corradino, torna Templari. Questo è il cambio sancito da coach Corsolini proprio all'inizio dell'ultimo quarto. Vedete, anche la Spezia difende a zona, non certo una novità in questa partita. Il Cus invitato al tiro da 3, sbagliato, però in questo caso c'è l'impegno di Caldaro a garantire un nuovo possesso, gestito qui da Erika Striulli. Va verso sinistra, Caldaro prova a prendere il centro dell'area, Caldaro appoggia al vetro, un tiro difficilissimo, va dentro. Un bel modo per iniziare l'ultimo quarto per il Cus. Trova il punto numero 28 e si avvicina sul -9. Qui c'è l'accenno di raddoppio in post basso, Tosi si mangia un canestro fatto, prova a riprendere energia. Allora la squadra universitaria, la partita non è assolutamente finita. Ljubenovic, è pronto il blocco di Caldaro, pallone che va dentro per Striulli, si riapre fuori, Novati cerca lo spazio in 1 contro 1, bel passo d'incrocio contro la Gide, rischia il potenziale gioco da 3 punti Novati, il pallone che esce. Ci saranno comunque 2 tiri liberi a disposizione per la giocatrice universitaria, pronta in lunetta. Sbaglia il primo Paola Novati, che in questa telecronaca abbiamo definito una lunga, ma che è in grado di giocare davvero anche in tanti ruoli, anche sull'esterno. Dentro il secondo intanto. E allora 37-29, sono quasi 6 punti di media in questa stagione per Paola Novati. Zona contro zona in questo momento della partita, lo abbiamo già ricordato. Sarni non rifiuta questo tiro da 3, ma lo sbaglia con il tap out a rimbalzo, però è preziosissima. E allora altra opportunità offensiva per la Spezia. Templari, Tosi, Sarni prova a ribaltare. Templari, scarico sotto, buono però la Gide, scade però il cronometro dei 24 e ci sono ancora gli applausi più che meritati per la difesa del Cus Cagliari. Vedete anche Striulli che prova a dare carica alle sue compagne. La rimonta è difficile ma non impossibile. 8 punti da inseguire, manca ancora tantissimo. Ljubenovic, uscita di Striulli, ancora il pop di Novati che si apre per il tiro da 3, questo fa dentro e fuori, tanta sfortuna anche per il Cus. Questo era un tiro ben preso e quasi realizzato da Paola Novati. Posizione profonda per Ljubenovic, segna con il fallo la fiammata improvvisa di Ana Ljubenovic, con una giocata importante anche per girare l'inerzia emotiva di questa partita, che la Spezia provava in qualche modo ad addormentare. Invece c'è ancora da sudare per riuscire a mettere a tacere le resistenze di un Cus non brillante come in altre occasioni, ma comunque sul pezzo.
Ljubenovic segna anche il libero supplementare. Allora siamo sul meno 5, 37-32. Piovono i fischi per questo possesso offensivo di La Spezia. Sarni, il blocco su Pakowski, fuori per Tosi da 3, sbaglia il rimbalzo di Caldaro. Riesce ora, o meglio prova a prendere anche il controllo dei tabelloni, presupposto questo fondamentale per riuscire a mettere in difficoltà La Spezia. Striulli va dentro, non c'è spazio, buono il taglio di Novati, servita coi tempi giusti, non c'è il canestro ma c'è il fallo, e dunque gita in lunetta per Paola Novati. Arriverà il time out in campo. Due liberi per Paola Novati, che ha l'opportunità di portare il Cus sul meno 4, sbaglia il primo e si dispera, si arrabbia più che altro con se stessa Novati. Altra opportunità per lei. Il secondo va dentro. Meno 4 sul 37-33. Templari, sempre zona fronte pari per il Cus. Sarni ancora da 3, questo va dentro e questo fa male, perché dà una mazzata alle speranze di rimonta del Cus. Ricacciato indietro sul meno 7, la risposta di Ljubenovic non trova una conclusione felice. Allora, come detto, 7 punti di vantaggio, palla in mano per La Spezia. Sarni, ribaltamento di lato per Pakowski, linea di fondo, arriva Ljubenovic, DNA, ancora ribaltamento, Tosi di tocco per Sarni, sfortunata qui Silvia Sarni, graziato un po' il Cus, sarebbe stata un'altra mazzata, la seconda consecutiva a firma Sarni per le universitarie. Novati, il consegnato per Striulli, in mezzo alle gambe, il capitano del Cus chiamato a prendersi sulle spalle la squadra. Ci prova anche Ljubenovic, non c'è lo spazio per il tiro. Striulli allo scadere di 24, si inventa un tiro in corsa che trova soltanto il primo ferro. Cus, che per larghi tratti è stato sotto anche di 13 lunghezze, che è riuscito a tornare poco fa sul meno 4. La Spezia che ha reagito immediatamente. Qui il fallo di Novati su Tosi. 2 tiri liberi per Arianna Tosi. Ci sono anche dei cambi in campo. Sbaglia il primo tiro libero Tosi, giocatrice che realizza 3 punti di media in 17 minuti di impiego in questa stagione, giocatrice che cerca di dare qualità in uscita dalla panchina. Ha sbagliato anche il secondo, ma è riuscita ad arrivare sul rimbalzo. Altro evidente segnale di stanchezza da parte della squadra di casa. Templari da 3 punti, Pakowski, anche questo dentro. In un amen torna sul più 10 la Spezia, 43-33, 2 triple a fare la differenza. Gli unici peraltro 2 canestri di La Spezia nel corso dell'ultimo quarto fin qui. Landi ribalta in maniera rischiosa per Striulli, prova a rispondere al fuoco nemico ma sbaglia, c'è Caldaro a rimbalzo, c'è il fallo di DNA e ci saranno liberi per la lunga vicentina. Si può rimproverare ben poco, senz'altro dal punto di vista dell'impegno, dell'abnegazione al Cus in questa partita. Davvero evidente il fatto che stiano mancando esclusivamente le energie psicofisiche. Caldaro intanto ha sbagliato il primo tiro libero.
grande sforzo a fronte peraltro di una rotazione resa spesso corta dagli infortuni nel corso della stagione. Ricordiamo i problemi di Landi, quelli di Striulli, quelli a più riprese di Niola. La stessa Ljubenovic ha iniziato la stagione insomma in condizioni non perfette, pure Puggioni e Saias hanno avuto dei problemi, quindi lo sforzo è stato anche raddoppiato dalla rotazione, gioco forza cortissima in molte partite, tra l'altro anche molto delicate. Da 3 punti senza ritmo Striulli per poco non la mette, Templari tocca a rimbalzo, controlla Diene e poi addormenta ancora la partita Pakowski. Cerca il pallone Landi, ovviamente deve rischiare anche qualcosa in zona difensiva ormai per provare a rimontare. Il Cus, Landi e Templari si dicono qualcosa. Intervento energico di Landi, secondo fallo personale per lei. Sarni sulla rimessa per Pakowski. Templari, tiro da 3 aperto e ormai grandina sul Cus Cagliari, sotto sul 48-34. 3 bombe che hanno fatto malissimo, risponde con la stessa moneta, però qui il Cus prova il più possibile a tenere aperta la contesa. Ora meno 11. Sarni lascia lì per Templari, Pakowski in post da Sarni, affrontata da Landi, giro e tiro comodo per Silvia Sarni, morbido dentro, probabilmente l'MVP fino a questo punto della partita, Silvia Sarni. Ljubenovic ancora l'ultima ad arrendersi, come spesso le accade. Meno 10, chiedo scusa, meno 11. Ora Diene. Templari. Terzo quarto da 7 punti, anzi 6 punti realizzati per il Cus Cagliari, che sta invece trovando percentuali migliori in questi ultimi 10 minuti di partita. Partita interrotta in questo frangente. Abbiamo già ricordato i prossimi impegni di Cus e la Spezia in casa contro Livorno, Cus Cagliari che invece se la vedrà contro Faenza. Pakowski ha chiamato il gioco 3 nell'attacco ligure, c'è Sarni, Pakowski mette il pallone per terra, Sarni da 3 ancora allo scadere di 24, sbaglia il rimbalzo che cade nelle mani di Arianna Landi. Landi è dall'altra parte, Puggioni guarda il canestro, va anche lei da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo lungo per Lana Pakowski. 51-40 la situazione di punteggio. Pakowski sposta verso sinistra, Landi che fa sportellate con Caldaro, anticipa però il post basso qui. Eugenia Caldaro permette soltanto una rimessa dal fondo alla Spezia. Sarni, il tiro immediato sull'uscita, qui un po' tardiva da parte di Caldaro, subito punita, ed ecco che torna il più 13 per la Spezia sul 53-40. Ljubenovic per Landi, deve anche un po' affrettare le operazioni se possibile. Il Cus, Puggioni cerca spazio in penetrazione, Tosi non interviene totalmente sul pallone secondo gli arbitri, c'è il fallo ai danni della guardia ex Viterbo tra le altre. Ci sono dei cambi.
Saïas in campo per il Cus, c'è anche Niola dentro il primo tiro libero di Arianna Puggioni. 41-53. Sbagliato invece il secondo, con Diene che fa la voce grossa a rimbalzo, affida il pallone nelle mani di Lana Pakowski per Elisa Templari, quindi Sarni aggredita lontano da canestro da Ljubenovic. Sarni dentro per il taglio di Templari, forse il pallone che è carambolato sul piede di Caldaro, vediamo un po', no, è stata proprio la giocatrice di La Spezia l'ultima a toccare, e allora ha già eseguito la rimessa dal fondo Puggioni per Sara Saïas, dal palleggio Saïas per Ljubenovic, attaccata da Pakowski che cerca il pallone. Niola, Puggioni mette il pallone per terra, la difesa di Pakowski, Ljubenovic fa saltare Sarni con la finta, poi va a sbattere contro Pakowski, il fallo dovrebbe essere stato della difesa. Altri 2 tiri liberi dunque, stavolta per Ana Ljubenovic. Segnato il primo. E segnato pure il secondo, con il Cus che dunque fa capolino nuovamente sul meno 10. Fuori Ljubenovic, Novati in campo. Applausi meritati per Ljubenovic che, nonostante problemi di stanchezza, insomma, anche oggi ha davvero lottato tanto su ogni pallone. Qui i Templari, vediamo un po', ha subito il fallo di Novati probabilmente, sorpresa della chiamata. Novati, Templari fa peraltro a dirle qualcosa. Blocco di Sarni per Tosi, non servita, in angolo Templari da 3 punti, a segno Elisa Templari. Esulta intanto la panchina di La Spezia, che ormai si sente vicina alla vittoria. Il tiro da fuori anche per Paola Novati, questo di tabella, a segno per il 46-55 che chiude la partita. E allora, dopo 5 vittorie consecutive, si ferma purtroppo la marcia del Cus Cagliari. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.